passiamo al secondo intervento e da San Vincent abbiamo Riccardo Anselmi che invito a venire, e poi qua abbiamo anche Luigi Ghia. Quando ci siamo visti a Cefalù l'anno scorso al 19° seminario pneumonica, tra le tante cose appunto che abbiamo parlato, una in particolare era la meridiana a catena. E appunto facendo questi approfondimenti si è detto: ma perché non ne facciamo una anche ad Aiello, visto che in Italia attualmente c'era una sola meridiana a Schio, dico bene? No? E quindi è stata realizzata. Loro hanno fatto i calcoli e poi la signora Alessia Mauro, che avremo modo di conoscere nel pomeriggio, l'ha dipinta in via d'Ostacul sulla casa del signor Livio Colaut. No? Io lascerei a loro la parola, perché l'occasione di averli qui con noi, anche hanno il banchetto fuori della rivista Orologi Solari italiana, no? Che Luigi e anche Riccardo la portano avanti in fase redazionale con grande successo, anche devo dire, e hanno simulato un filmato e ci faranno vedere come funziona questa meridiana a catena. Comunque grazie di aver accettato il nostro invito. Bene, io ringrazio tutti voi per la cortese accoglienza e per l'importanza che ci state, l'attenzione che ci concedete. Effettivamente all'aver potuto realizzare una meridiana così particolare è stata per me e anche per Luigi una grossa sorpresa, una grossa soddisfazione, perché questo tipo di meridiana, oltre a essere difficile concettualmente, è anche difficile realizzarla, perché la messa a punto non è semplice, richiede naturalmente delle perizie, delle esperienze che fortunatamente abbiamo trovato nella collaborazione di Aurelio Pantanali, che si è interessato della sua realizzazione, e questo sicuramente è molto importante. Bene, vorrei dire questo: esiste già una meridiana con una catena. La catena, diciamo, è un elemento che è stato introdotto da un neomonista spagnolo alcuni anni fa, e poi è stato questo elemento studiato da un ingegnere italiano che si chiama Tasselli, e io devo dire la verità che considero questo ingegnere un mio maestro. Io mi difendo abbastanza bene nel fare il software e ho realizzato parecchi software per fare meridiani che abbiano una catena, cioè una catenaria, per usare un termine matematico, come elemento. Trattandosi di una meridiana bifilare, cioè di una meridiana in cui intervengono due profili per creare un'ombra incrociata, abbiamo scelto inizialmente una catenaria come elemento base e un'asta verticale, se non che l'ottimo Luigi Ghia si è accorto che, a causa della forte declinazione della parete che doveva ricevere questa meridiana, non era possibile fare questo tipo di meridiana, cioè con una catenaria e con un'asta verticale. Poi Luigi Ghia vi spiegherà esattamente la motivazione e vi farà vedere la simulazione che è servita per farci cambiare idea. E abbiamo optato per una meridiana molto più particolare, in quanto il primo elemento è rimasto la catenaria e il secondo elemento invece è un arco di parabola. Perché un arco di parabola? Perché un getto d'acqua che esce da un muro assume un profilo parabolico. Non potendo realizzare una cosa del genere perché era sicuramente fuori luogo, abbiamo optato per un profilo parabolico in acciaio inox. Bene, io
sono molto contento che sia stata realizzata questa meridiana, perché difficilmente ne riusciremo a fare un'altra, io credo, a causa delle difficoltà che vi ho spiegato. Lascerei la parola a Luigi Ghia, che vi mostrerà le simulazioni che sono servite a confermare che i calcoli erano precisi e quindi la meridiana è perfettamente funzionante, non solo sotto il profilo teorico ma anche sotto il profilo pratico. Grazie. Grazie. Un attimo così mi vedono, dopo mi siederò così lavoro. Allora, questo programma che io userò adesso è un programma che non ho fatto io, è un programma che forse qualcuno tra i più giovani conoscono, è un programma che si può scaricare gratuitamente da internet e si chiama SketchUp, che vuol dire fare uno schizzo in inglese, no? E questo programma serve ai disegnatori, a chi ha un'idea e vuole realizzarla in maniera molto veloce, a appunto fare uno schizzo e realizzare in tre dimensioni un'idea che magari ha. Lo usano gli architetti, lo usano i designer, queste persone qua. Io alcuni anni fa ho scoperto che questo software, oltre ad essere appunto gratuito, quindi non costa nulla, aveva questa bellissima opzione, quella di poter illuminare con il sole qualunque oggetto e il sole avrebbe prodotto l'ombra che alla data, vedete che qui ci sono l'ora e la data e là c'è il fuso orario, mettendo le coordinate del luogo in cui io mi trovo, le coordinate geografiche, quindi latitudine e longitudine, mettendo il fuso orario in vigore in quel paese dove siamo e impostando l'ora e la data, è possibile, il programma, quindi non io, ma il programma stesso produce un'ombra assolutamente esatta e quindi simulata in maniera virtuale, ma che riproduce la realtà di un qualunque oggetto che io vado a disegnare. Ecco, questa è una premessa per farvi capire appunto cos'è questo. Allora, io poi mi sono limitato a prendere i dati di calcolo che mi ha fornito Riccardo Anselmi, li ho tradotti in un disegno 3D con questo software e poi dopo l'ho illuminato e così ho verificato, mi sono accorto appunto che c'era qualcosa che non andava. Quello che non andava era che facendo l'asta e la catena, quindi questa è la catena e questa è l'asta verticale, che non si toccano tra loro, poi vedremo meglio quando muoverò questo oggetto nello spazio 3D. Quindi la mediana bifilare è una meridiana fatta da due fili che non si toccano tra loro, sono separati tra di loro, ok? Però le ombre dei due fili si incontrano in un punto sul piano dove io ho disegnato le linee orarie e questo punto dove le due ombre si incrociano indicano l'ora e la data anche sulla traccia che indica appunto la meridiana. Allora, io quando ho fatto questa simulazione mi sono accorto che per far sì che queste due ombre si incrocino sempre, sia d'inverno sia d'estate, avrei dovuto alzare molto quest'asta, quindi andava a finire, se non ricordo male, a 3 metri di altezza. Peccato che lì dove avremmo dovuto fissare, posizionare il sostegno, c'era una finestra, giusto Aurelio? Quindi era impossibile fare una roba del genere. A quel punto ho detto a Riccardo, guarda Riccardo, questa cosa purtroppo ha questo inconveniente e quindi siamo passati al secondo tipo di meridiana che poi vi farò vedere, cioè quella che poi è stata effettivamente realizzata, che è stata quindi fatta mediante una catenaria e invece dell'asta verticale abbiamo messo una parabola, una semiparabola che come ha detto Riccardo in origine era stata simulata con una fontanella con un getto d'acqua, qui invece abbiamo irrigidito questo oggetto d'acqua trasformandolo in una sbarra di ferro che è fissa, quindi non ha l'inconveniente di essere mossa dal vento, così come pure la catenaria è lì. Se c'è il vento, se c'è qualunque tipo di movimento che potrebbe essere fatto su una catena, qui non c'è perché è una barra rigida che però ha la stessa forma della catena. Adesso mi siedo, vi faccio vedere appunto come si legge questa meridiana e come è fatta in 3 dimensioni, così potete capire
poco prima, poco adesso, ok? Vai avanti. Allora, questa è una sonometria appunto vista da posizione verso sud. Ecco, come diceva prima Riccardo, questo è l'asse nord-sud, quindi il nord è da questa parte, il sud è da questa parte. Questa parete è molto declinante, cioè vuol dire che è molto rivolta verso ovest, no? Quindi non è rivolta perfettamente a sud. E vediamo questa parete dall'alto. Ecco, vedete, questi due cili vedete che non si incontrano, questa è la catena e questo invece è la barra verticale, no? Questa qua. Andiamo avanti. Questa è vista di fronte, qui vedete la parabola, la sulla della catenaria e l'asta verticale. Questa è vista di lato, dove si vede ancora meglio che le due barre non si toccano, vedete qui, quindi una è questa qui e l'altra è questa qui, quindi sono su piani differenti, non hanno punti di contatto. Adesso vediamo come fanno a indicare l'ora. Quindi qui ci troviamo al 21 giugno, quindi solstizio d'estate, alle ore 12 locali. Vedete che l'ombra prodotta dalla catenaria, che è questa, e l'ombra prodotta dall'asta verticale, che è questa, si incrociano in un punto. Questo punto si trova sulla linea cosiddetta solstiziale dell'estate e si trova sulla linea del mezzogiorno locale, che è questa linea qui. Quindi per leggere l'ora non devo fare altro che andare a vedere dove le due ombre si incrociano, che è questo punto, ed ecco che sono le ore 12 locali, quindi di Aiello, ed è estate, e così via. Quindi qui vedo le 12:30, vedete come l'ombra si sposta, l'incrocio delle ombre si sposta, quindi 12:30 qui, 13 e così via, no? 13, 13:30, 14, adesso andiamo avanti un po' veloce, se no vi addormentate. Allora, andiamo adesso ecco, vedete qui siamo alle 19 e 19:30 e poi c'è il tramonto quando praticamente un secondo dopo l'ombra sparisce. La stessa cosa la possiamo vedere a dicembre, quindi solstizio d'inverno, stessa cosa, 11:30 locali, 12 locali, ecco perché questa è la curva che indica il solstizio d'inverno, quindi approssimativamente 23 dicembre. Qui sono le 12:30 e così via, così a correre. Adesso andiamo un po' veloci. 16, ovviamente qui il tramonto avviene prima d'inverno. Ecco, questo è invece una simulazione dell'ora dell'orologio, cioè quando la lemniscata, che è questa curva a 8, che compensa la differenza di longitudine fra la posizione del nostro fuso di appartenenza, che è il meridiano nero, quindi Catania, e poi l'equazione del tempo, che è quella anomalia che la Terra fa per il fatto che essendo che ruota su una parabola, su una traiettoria ellittica, non ha la stessa velocità, e anche per, insomma, adesso non voglio scendere nei dettagli, ma sappiate che la Terra non ha una rotazione costante durante l'anno, quindi ci sono dei periodi dell'anno in cui la Terra viaggia più veloce e periodi dell'anno in cui la Terra rallenta. Questa differenza si chiama equazione del tempo e comporta degli scostamenti rispetto all'ora locale, che invece non produce questi mutamenti. Quindi questa è l'ora media che noi leggiamo sui nostri orologi, che è un'ora sbagliata rispetto all'ora che invece indicano le meridiane correttamente, indicando l'ora locale. Quindi il nostro orologio ci dice un'ora che non è un'ora reale, quindi è una menzogna quella che vediamo sul nostro orologio. L'ora vera invece è indicata soltanto dalle meridiane che indicano l'ora locale. Andiamo avanti. Ecco, questa è sempre sulla lemniscata, vedete cambia la stagione, siamo al 19 febbraio, qui siamo al 20 marzo e così via. Bene, su questa qui direi che non c'è altro da dire. Velocemente vi faccio vedere quella che è stata effettivamente realizzata
che è questa qua, eccola. Ecco, come potete vedere abbiamo sempre la catenaria, quindi la sbarra disposta a forma di catena, e abbiamo in più invece la sbarra a mo' di getto d'acqua, che però è una sbarra anche rigida. Quindi visione frontale, visione dall'alto, visione laterale, voi vedete che le due sbarre non si toccano, e poi cominciamo anche qui a vedere come si legge come prima, quindi abbiamo anche qui la curva della parabola e la curva della catena che si incrociano in un punto, e a questo punto indica l'ora. Vedete come rispetto alla precedente, dove le linee orarie erano grosso modo delle rette, qui abbiamo invece delle vere e proprie curve, vedete? Questo è dovuto al fatto che questa meridiana è più complessa rispetto alla precedente, anche come modalità di calcolo e anche come modalità di tracciamento, perché io ho dovuto fare delle curve, quindi è stata molto più complessa la realizzazione. Ma lei non si fa davanti a nulla, no? Ecco, qui vediamo 12:30, 13, 13:30, sempre d'estate, vedete, 14 e così via. Ecco, in questo modo vedete che non abbiamo avuto necessità di andare ad ancorare troppo in alto quest'asta, e quindi è stata più contenuta anche rispetto alla posizione della finestra. Vedete come questo programma è fantastico, perché ti fa capire anche se hai fatto degli errori. Supponiamo che Riccardo Anselmi abbia sbagliato a calcolare la meridiana, io me ne sarei accorto, perché guarda che c'è qualcosa che non guarda, perché le ombre non si incrociano dove dovrebbero incrociarsi. Quindi questo strumento 3D è, secondo me, straordinario, perché consente di verificare l'esattezza dei calcoli che un illuminista va a fare anche su meridiane molto complesse. Quindi questo direi che quello che devo dire è stato detto. Esatto, la possibilità di illuminare è insita del software. Io non posso assolutamente agire su questo aspetto, quindi lui non perdona. Cioè, se io ho sbagliato, dice, vedo che non va a coincidere nel punto dove dovrebbe andare. Quindi questo è uno strumento che è straordinario. Questo tipo di caratteristica di illuminare un oggetto con un software, quindi con un motore interno, lo ha anche AutoCAD, lo hanno altri, per chi lavora nel campo come Aurelio dell'edilizia, quindi che conoscono questi strumenti. Sono però strumenti che costano, quindi che non si possono avere a meno che uno non li abbia presi, diciamo così, in maniera illegale. Diversamente questi software hanno un costo molto alto. Questo invece è un software che è nella versione, diciamo così, gratuita, è un po' limitato, ma non è limitato in questa funzione, cioè non è limitato nella funzione di poter avere l'ombra come motore. E quindi ritengo, a chiunque di voi voglia giocare con la mnemonica e fare degli esperimenti, questo software è veramente una cosa che vi consiglio di provare a usare. Prego? Il software si chiama SketchUp ed è scaricabile sul sito www.sketchup.com, credo. Comunque basta che scaricate SketchUp sopra al PC e lui ve lo trova, insomma. Prego. Esatto, in una mezza parabola, esatto. Perché in questo modo abbiamo contenuto l'area di occupazione dell'orologio. Se io avessi tenuto l'asta, visto dove andava a finire molto alta, lì c'è una finestra, avrei dovuto mettere l'asta a spazio davanti alla finestra con lo sgradevole sensazione di quando io apro la finestra la sbarra davanti, e poi comunque la sbarra non era più molto stabile, giusto? Probabilmente la sbarra, una sbarra su cosa solo veniva troppo grande anche la meridiana, quindi Riccardo ha avuto questa brillante idea di dire: ma se noi facciamo la parabola, lui ha avuto una complicazione come calcolo, però diciamo che il disegno è venuto più contenuto e più compatto, senza dover andare a interferire con la finestra. Quindi la scelta è stata proprio operativa, riferita al luogo in cui dovevamo fare questa meridiana, che come avete visto è molto declinante, quindi questo è stato appunto il fatto che mi ha mandato quest'asta molto alta.